La classe terza E del tecnico informatico dell'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro a scuola di giornalismo. Gli studenti, i veri e propri apprendisti dell'informazione, raccontano la loro scuola, un viaggio fatto di curiosità, impegno e passione per la notizia. Scopriamo insieme il loro racconto di servizio. L'Istituto Odierna si presenta attraverso i ragazzi della terza E. Sono stati nell'anno precedente in questa scuola che si sono diplomati ottenendo dei risultati veramente lodevoli. Molti di loro hanno avuto 100 e 100 e lode. Inoltre hanno raccontato la scuola intervistando i genitori che sono venuti a vedere i percorsi e gli indirizzi che offriamo e hanno interrogato gli stessi alunni che ancora la frequentano. Ti sei diplomata in questa scuola? Quando e con che voto? Sì, mi sono diplomata l'anno scorso con il voto di 100 e lode. Ho deciso di proseguire gli studi e infatti mi sono iscritta alla facoltà di ingegneria informatica. Come i tuoi professori? Sono alcuni professori che proprio mi hanno cambiato e mi hanno fatto crescere tantissimo. Questa scuola ti permette di crescere, infatti mi ha lasciato tantissime esperienze che mi porterò nel cuore, come per esempio una volta sono andata a Dubai grazie a un progetto, o comunque mi ha permesso di fare molte esperienze, conoscere nuove persone, sono stata a Bergamo, sono stata in Molise, è stato molto costruttivo. Come ti trovi all'università? Ho affrontato materie sia che ho già affrontato nel mio corso di studi qui al tecnico informatico, sia materie che non avevo mai affrontato. Ti sei diplomato al tecnico informatico l'anno scorso, con quale voto? Mi sono diplomato con 100 e lode. È stata davvero un'esperienza molto bella perché mi sono trovato con dei compagni con cui avevo davvero dei bellissimi rapporti, con cui tuttora mi ci sento, specialmente con alcuni dei miei amici che ora sono anche miei colleghi universitari. E anche con i professori mi sono trovato bene perché ho costruito con loro un rapporto che va anche al di fuori dal contesto scolastico. Lei in questo momento si trova all'orientamento per iscrivere suo figlio. È una buonissima scuola, già frequentata da mio nipote, quindi mi ha consigliato. Io sono di Agrigento e sono in una classe di concorso dove ci sono tantissimi posti liberi. Agrigento è dove voglio. Però ho deciso di restare all'Odierna perché mi trovo abbastanza bene sia come staff di dirigenza sia come alunni. Infatti è da 8 anni che sono qui. Il primo anno, quando sono arrivato, pensavo di tornare a casa e invece ho trovato un'ottima scuola e ho deciso di restare qui. Infatti sono 8 anni e lo ripeto perché per me è un orgoglio far parte di questa famiglia. Quali sono i punti di forza di questo istituto? Questo istituto ne ha tanti punti di forza. Considerate che in questi 8 anni è diventato un polo nazionale, un polo formativo nazionale, ce ne sono 50 e da quest'anno ce ne sono 25. Abbiamo vinto tantissimi bandi, 2 da 400.000 euro e uno, l'ultimo, da 1.040.000 euro per organizzare formazione in tutta Italia. Come istituto siamo all'avanguardia su quasi tutte le attrezzature e poi abbiamo parecchi indirizzi che sfornano ogni anno ragazzi veramente di qualità, ragazzi che fanno ottime prestazioni all'università con voti alti e quindi è un istituto abbastanza forte. Ha ancora dei rapporti con i suoi ex alunni? Sì. Ho tantissimi rapporti con i miei ex alunni perché il bello dell'Odierna è quello di instaurare un ottimo rapporto durante il percorso. Io insegno al triennio e mi porto i ragazzi dal terzo sino al quinto e ancora con molti di loro mi sento. Anche oggi in pieno Open Day i ragazzi si sono sentiti di venire a dare la loro esperienza, la loro voce e quindi questo è anche bello, cosa che non mi è successo in altri istituti. Qui all'Odierna i ragazzi ancora oggi mi scrivono, mi chiedono consigli. Sono qui da 9 anni, insegno disegno e storia dell'arte, quindi io insegno più che altro allo scientifico. Io mi occupo più che altro di teatro, laboratori teatrali e anche da qualche anno, da 4 anni, mi dedico pure della web radio. È una scuola dove io ho trovato molto spazio e la trovo in continua crescita e
È affascinante venire qui a scuola. È molto, molto bello perché trovo sia ragazzi motivati che i colleghi anche disponibili e soprattutto una nostra dirigente che ci aiuta anche a crescere attraverso diversi progetti. Quale indirizzo offre questo istituto? L'istituto di Erna negli anni si è arricchito di diversi percorsi formativi per rispondere alle esigenze del territorio. Abbiamo il liceo classico, il liceo scientifico tradizionale, il liceo scienze applicate, il tecnico informatico e telecomunicazioni con opzione informatica e l'istituto professionale, servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Inoltre abbiamo i percorsi serali del tecnico informatico e professionale sociosanitario rivolto agli adulti. Da quanto tempo dirige questo istituto? Questo è il mio 8º anno all'Istituto di Erna di Palma di Montechiaro. E da quando lei ha iniziato a dirigere questo istituto, quindi si è insediato in questo istituto, cosa è cambiato? È cambiato tanto. Perché chiaramente abbiamo arricchito l'offerta formativa, sono nati diversi indirizzi di studio nuovi, è aumentato in maniera esponenziale il numero degli alunni iscritti, si sono sfatati dei pregiudizi, per cui per esempio l'istituto tecnico, quando io sono arrivata in questa scuola, era frequentato solamente da ragazzi. E adesso invece, insomma, con grande soddisfazione iscriviamo tantissime donne all'istituto tecnico, perché la nostra sfida è proprio avvicinare le studentesse alle materie STEM.